Quella, cuciniamo insieme ad Andrea. Oggi mi sento un po' trentino. Che c'è ride? Perché non si sente? No? E allora? Aulini in cucina. E allora, qual è il piatto trentino che andrò a fare? I canederli. Ebbene sì, saranno dei canederli non proprio quelli tradizionali trentini, sono un po' più, diciamo così, personalizzati, perché li farò con degli spinaci, della ricotta, insomma, adesso anticipato abbastanza, man mano che si svolgerà la ricetta lo vedrete. Userò del pane raffermo, ovviamente ci vuole il suo pane trentino, ma un pane non è che è tanto semplice reperirlo. Per cui ho trovato del pane di farina bianco locale, lo fai i giorni ad asciugare, quindi il pane raffermo né più né meno. Adesso lo vado a cubettare e iniziamo la preparazione. Oh benedite, mi raccomando, vi siete sintonizzati. La prima cosa che andremo a fare è andare a tagliare a fettine nel verso della lunghezza. In questo modo. Ovviamente fettine sottili. E allora, fatte le fettine del nostro pane, le faremo poi a striscioline. Una volta fatte a striscioline, le andremo a cubettare, piccoli piccoli. Proprio si sente che sono trentino, vero? In questo modo, cubettato così. Di questi li andremo a inserire in una bolle capiente. E andiamo avanti con la ricetta. Ed eccoci qua, continuiamo la nostra ricetta. Dobbiamo prendere gli spinaci che abbiamo precedentemente lessati e fatti asciugare bene, 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 bene. Il consiglio che vi do è preparateli la sera prima, parlo di spinacio congelato, andatela a mettere in un pentolino senza acqua al fuoco più basso che avete nei fornelli con un coperchio e loro rilasceranno la loro stessa acqua di congelamento, quindi andrete ad evitare che continuino ad assorbire ulteriore umidità. Una volta che si sono sciolti, si sono cotti dopo essersi sciolti per 5-6 minuti, scolapasta un peso sopra e un piatto sotto, li mettete in frigorifero tutta la notte. Diventeranno così asciuttissimi. Li andrete ad inserire in un cutter insieme a un uovo e alla ricotta. Quindi ricapitoliamo, in un cutter spinaci, uova, la ricotta mista capra pecora, aggiustiamo di sale e pepe E frulliamo. ed ecco qua il composto. Adesso andremo ad unire il nostro composto al pane che abbiamo cubettato. Quindi, pane che è cubettato e adesso dobbiamo usare le mani. E amalgamiamo bene bene, manine ben pulite e facciamo questo movimento qua. Uniamo il pane. Adesso. Fatto questo, pellicola, frigorifero almeno un quarto d'ora. E ovviamente mavalla di mano. E come salsa di accompagnamento farò una fonduta. Trentino sì, ma io sicuro sono. Fonduta di ragusano. Prepariamo la nostra fonduta di ragusano. Latte sul fuoco. A becco sempre chiusa. E prepariamo una besciamella classica. Nel frattempo prepariamo un roux e andiamo ad unire la farina col burro fuso. Questo servirà ad addensare la besciamella. Non appena il latte inizia a bollire, Inseriamo il roux. Mescoliamo sempre con la frusta fino a quando si addensa. La densità che ovviamente noi cerchiamo. Aggiustiamo di sale e non mettete però noce moscata. Sale poco perché il ragusano è molto sapido. Questa qua è proprio una crema. Andiamo a grattugiare al suo interno il ragusano. Andate attenti a non farvi avere la manicure. ho dimenticato di dirvi che il ragusano va inserito in una besciamella molto calda ma non bollente, infatti se notate io l'ho tolta dal fuoco. Ed eccoci qua al momento più divertente, sicuramente da poter fare anche con i vostri bimbi, perché no? Un paio di guanti, un po' dell'impasto che ha riposato e cominciamo a fare delle sfere. Le sfere sono delle dimensioni ovviamente le più varie, quello che è più di vostro gradimento. Io sinceramente ne ho viste di tutte le dimensioni, da piccole piccole a palle quasi da tennis. Mettiamo un po' di impasto tra le due mani, pare che ha visto un mignolino de in macchina. Facciamo questo movimento qua, in questo modo. Dobbiamo ottenere proprio delle sfere perfette, quindi non ovalini, niente, tonde, come se fossero delle palline da golf. Ed ecco qua il nostro canederlo. Calemano, mai Maria, ti piacesse? E pezzo di ingordo. Mettiamo del burro in un tegamino e facciamo un burro nocciola, quindi lo facciamo sciogliere e lo facciamo leggermente imbrunire. Occhio, leggermente, altrimenti si brucia e va in punto di fumo e diventa terribile. Ed ecco qua, questo è il burro cosiddetto nocciola. Vedete la colorazione leggermente bruna. I nostri canederli devono cuocere dai 7 ai 10 minuti. Fonduta di ragusano nel piatto.
Ed ecco qua. Ritiriamo schiumarola e li adagiamo in piatto. E dopo aver riposato un minutino il canederlo nel piatto, aver perso l'unità superflua, la bella fonduta del ragusano e per rendere onore ai trentini una grattugiata chinachina di Trentingrana stagionato. Il burro nocciola sopra, a fondere il tutto e a avere questi sapori. E i nostri canederli vanno rigorosamente assaggiati. E come dicono in trentino, bella mangi!